yeah. M-A-B, yeah. OSG, bella DJ. Ciao, sono Ian Corrado, faccio il rapper e vivo a Osigo. Viva la libertà, ah, bella Fabrizio, per me queste vite. 2 anni fa ho creato insieme ad altri ragazzi la mia crew che si chiama OSG in onore appunto del paese da dove veniamo, da Osigo. Siamo un gruppo di ragazzi, siamo cresciuti insieme e siamo agguerriti e più affamati che mai per prenderci tutto quello che ci spetta all'interno di questa crew. C'è chi si occupa appunto come me della parte di musica, poi c'è la parte di video, la parte di logistica, di produzioni, di multimedia e speriamo appunto, stiamo lavorando tanto, penso stiamo lavorando bene e i risultati spero arrivino, insomma. Per l'ego, non l'ho mai fatto per finta, quello che ho fatto l'ho fatto davvero, yeah. Chiaramente in questo periodo appunto di difficoltà sia economica che di rapporto umano è molto difficile fare quello che voglio fare io come lo fanno anche cioè come gli altri che fanno questo mestiere, però il mio sogno è questo, è fare questo mestiere e regalare un po' di emozioni alla gente. Quando io vado ai concerti oppure li faccio e vedo la gente come sta, io ho vinto lì. Ne voglio di più, ne voglio di più. Ne voglio, ne voglio, ne voglio, ne voglio. Anche perché comunque rappresento una fetta abbastanza ampia di persone. Perché rappresento i ragazzi di periferia, i ragazzi che vengono dal nulla, perché alla fine qua non c'è nulla. E voglio dare la voce anche a loro. Voglio far vedere che anche dal nulla può nascere cose di qualità, belle, interessanti, che spaccano, insomma. Preciso, questa non è presunzione, è che alla gara disputa cazzate, io faccio silenzio e mi faccio il mio nome. Le mie tematiche sui testi sono sostanzialmente storie vissute, nel senso storie comunque normali di ragazzi di provincia. Quello che voglio fare io è lanciare anche dei messaggi, però, e il messaggio fondamentale che voglio lanciare è appunto quello di credere in quello che si fa, di non mollare, di provarci sempre e soprattutto di portare qualità, sia dal punto di vista di suoni, sia dal punto di vista di testo, sia dal punto di vista di organizzazione, di produzioni, di live, di tutto quanto. Ogni cosa che faccio voglio farla al meglio. Ci penso ancora in blodo, fuori scala sottotono, toni bassi, giri alti. Allora, descrivere la mia musica con le parole è energia allo stato puro e fuoco totale, nel senso è... non è rabbia, non è... Se dovessi dargli uno stato d'animo, la mia energia, direi forza, direi vivacità. Per me essere Ian Corrado, qui a casa mia, qui a Osigo, qui comunque in paese, è tutto. È la dimostrazione che se uno ha un'idea e ci crede, secondo me può arrivare dove vuole arrivare. E il mio progetto, io sicuramente mi sposterò da qui prima o poi, perché se voglio fare quello che voglio fare, cioè la musica, dovrò spostarmi. Però sempre pensando a qua, sempre con quella per un domani di tornare e magari poter dire la mia, essere riuscito a fare qualcosa, avere una storia da raccontare. Se non ti parlo non è che ti odio, ma sei zero, quindi senza te lo stesso. E ora mi vedi, la mia faccia bianca che mi regge in piedi. Bah, io quando faccio questo sono molto sicuro di me. Quando faccio la mia musica, quando esprimo quello che voglio fare, sì. Nella vita come massimo neanch'io i miei alti e bassi. Come Ian Corrado non ho paura di niente. Alle 4 fuori casa io sto bene, con la tipa mia per casa io sto bene, io sto bene, io sto bene, con la gente